Il progetto Il Buon Pescato Siciliano, che viene portato avanti dalla Organizzazione dei Produttori del Trapanese delle Isole Egadi, è molto importante perché in questa mineria la pesca del pesce povero è tradizionale. Questo settore ha bisogno di avere una serie di riconoscimenti che vadano verso l'attività imprenditoriale armatoriale e verso quella dei lavoratori. Nello specifico noi stiamo continuando a lottare, per esempio, per dotare il settore di un ammortizzatore sociale stabile come la cassa integrazione attraverso la CISOA. L'altra lotta che stiamo facendo è quella di far riconoscere questa categoria dei lavoratori del mare come una categoria di lavoratori usuranti. È chiaro che da questo progetto devono partire tante iniziative per far sì che il settore tutto, da armamento a lavoratori, possano finalmente vedere tutta una serie di agevolazioni che nel tempo gli sono state negate. Oggi l'OP Trapani e Isole Egadi ci ha portato delle bellissime aguglie, un pesce che non facilmente trovate in pescheria, ma vi consiglio di prenderlo subito perché è molto delicato come pesce azzurro e molto versatile. Lo conosciamo mediamente impanato e fritto, ma oggi vogliamo proporlo in un modo diverso. Paolo, cosa ci prepari oggi? Giuseppe, hai detto quasi tutto tu, infatti io ti ringrazio. Oggi lo proporrò sotto forma di polpettine o comunque bonbon. Andremo a fare una vellutata di burrata. Io andrò a togliere magari un pezzettino che andrò a lasciarlo per il cosiddetto cappello. Il resto lo andremo a mettere... Sì, no, non c'è problema. Lo metteremo ovviamente con un po' del suo liquido per frullarlo e quindi creeremo questa vellutata. Un filo d'olio sempre e il tuo pizzico di sale. Sale delle nostre saline di Trapani. Esattamente. Sale naturale non lavato. Esatto. Quindi frulla e poi passeremo... Benissimo, perfetto. Pentolino, cosa faremo? Come ben vedete in questo tavolo ci sono tanti prodotti. Andrò a fare una giardiniera ovviamente veloce, attraverso del vino bianco, pari quantità, quindi farò 125 di vino bianco, 125 di aceto bianco, poi andrò a mettere dello zucchero di canna, 30 grammi, e 30 grammi di sale. Nel frattempo io andrò a squadrare a losanghe i miei peperoni gialli, rossi, il sedano, lo scalognetto e quindi andremo a creare questa giardiniera veloce. Benissimo, un po' di sedano fresco, che preferisco le puntarelle interne. Bolle? Sì. Benissimo. Tutto per così, naturalmente, li andrò a immergere nella nostra soluzione acidula. 10 minuti e dopo saranno pronti. Vado spedito con i filetti di aguglia, addirittura con le sue uova, e non è facile. Faremo queste polpettine. Abbiamo creato una piccola mollichina o panur comunque di tumminia che andremo a mettere nel nostro lemmo. Andremo a mettere un uovo biologico allevato a terra, poi il tuo pizzico di sale. Giuseppe, che dici? Ecco qua. Poi provola dei nebrodi, quindi andremo a grattugiare così anche a scagliette un po' di provola dei nebrodi, un po' di farina di riso. E in quel caso ho usato la mollica della carta per ciliegi. Sì, ovviamente. Fatto questo, io ho avuto la fortuna di trovare le uova che metterò
quindi proprio il classico caviale. Taglierò senza stare attento, ma grossolanamente, il nostro pesce. La nostra giardiniera va, vero? Andrò a mettere il nostro pesce all'interno. Il sale l'hai messo, sì? Sì, sì. Benissimo. Andrò a girare proprio senza stare lì vi potete aiutare tranquillamente anche con le mani. Perfetto. Lascio riposare qualche minuto. Ci siamo quasi. Perfetto. Vado ad accendere la nostra piastra. Sì, adesso prendiamo... No, eventualmente c'ho la pinzetta. Grazie Giuseppe. Ah, se vuoi sì, prego. Il nostro olio è quasi pronto. Io andrò quasi come forma di quenelle a creare la nostra... In questo caso metterò 2 polpettine, ma se voi lo volete servire come secondo, ne mettete 3, al massimo 4. Li faccio tutte, dai. E non lasciamo nulla. Perfetto. La nostra giardiniera è pronta, croccante, saporita. È un metodo veloce per avere una giardiniera fresca fatta in casa. Quindi vado a girare le mie polpettine o quenelle. Nel frattempo vado a mettere la salsa a specchio in questo piatto ampio. Perfetto. Il nostro colpetto alla cannavacciolo. Poi cotture sempre veloci, che non siano aggressive. Magari per togliere un po' di olio in eccesso. Siamo quasi pronti, Giuseppe. Andiamo a togliere le nostre polpettine. Prendiamo le polpettine che adageremo così al centro. Poi andremo con la nostra giardiniera a giocarci alternando con dei petali di cipolla, scalogno, e quindi sentirai tu l'acidulo, la dolcezza, no? Eventualmente così, perfetto. Poi le olivette, quindi che le facciamo incastonare senza andargli a fare una reale lavorazione complicata, anche a favore della massaia. Qualche tocco di sedano, che vi posso garantire che è bello croccante. Finisco con della mentuccia che possa essere anche peperita, normale, dico senza problemi, per dare profumazione. Eventualmente un po' di lavanda, così a giocare con i colori, un po' di limone così grattugiato al momento, il tocchetto di olio a giro. Signori, allora, il colore, il sapore, la consistenza, gli aromi, vi posso garantire che sono unici. Il costo del piatto, in questo caso abbiamo qualche prodotto in più, abbiamo 3,15 € per questo piatto, e quindi Giuseppe, buon pescato e buon appetito.
Oggi parleremo dell'aguglia, un'altra delle specie povere. Effettivamente non lo troviamo spesso sui nostri mercati, invece è una specie estremamente interessante. Si pesca nel periodo estivo, primavera, estate, quando comincia ad avvicinarsi alla costa, e si cattura appunto con delle reti appunto denominate agugliare. Una particolarità di questa specie, che può essere anche interessante anche quando la facciamo consumare ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, ha sia le vertebre che le spine di un bel colore verde. Da che cosa lo riconosciamo non l'ho detto, ma è semplice, dal famoso becco dell'aguglia molto lungo, e tra l'altro raggiunge anche notevoli dimensioni, può raggiungere anche 70-80 cm di lunghezza. Anche questa specie, così come per la sardina, per l'acciuga e altri pesci azzurri, è una specie gregaria, più solitaria quando comincia a avvicinarsi alle coste della nostra Sicilia. D'estate lungo le nostre coste non è difficile incontrare un'aguglia solitaria che superficialmente nuota a fianco a noi. Oggi i nostri amici dell'OP Trapani e Isole Egadi ci hanno portato delle bellissime boghe, ope, piene di uova, e allora abbiamo deciso di farle alla matalotta, che è un vecchio piatto della tradizione trapanese, con cui si fanno diversi pesci, si fanno anche pesci da scoglio, ma che in campagna si fanno anche le uova alla matalotta. Ma chiaramente è un piatto di mare. Allora abbiamo messo un po' di olio in padella, olio extravergine d'oliva delle nostre valli. Nino. Allora, iniziamo con riscaldare l'olio, mettiamo un po' di cipolla, proprio anche tagliata grossolanamente. Lasciamo andare un po' così. Mettiamo un po' di prezzemolo. Uno spicchio d'aglio mettiamo tagliato grossolano per adesso, così lo lasciamo insaporire. Fogliolino dall'oro e lasciamo cuocere. Allora, abbassiamo un po' la fiamma, andiamo a mettere le nostre boghe, saliamo, un po' di pepe, ok. Dopo abbiamo fatto rosolare il pesce, aggiungiamo il pomodoro tagliato a pezzettini e lo lasciamo cuocere. Abbassiamo un attimo la temperatura, mettiamo il coperchio in modo tale che si forma un pochettino di acqua all'interno. Mettiamo un pezzettino di limone che ci sta bene. Nel frattempo pestiamo un po' di aglio rosso di Nubia, se preferibilmente, o quello che avete a casa. Una fogliolina di basilico ce la mettiamo sempre in modo tale che dà anche un bel profumo. Un po' di sale. L'aglio aggiungiamo l'aglio Ok, lasciamo cuocere un altro 2 minuti.
Andiamo a controllare la cottura. Perfetto. Possiamo passare all'impiattamento. E allora, guardate che meraviglia. Andiamo a mettere il sughetto di cottura . L'uovo, pizzico di prezzemolo anche grossolano, pepe, filo d'olio per lucidare. Noi abbiamo scelto di utilizzare il pesce intero, ma per chi ha piacere di fare un piatto un po' più elegante o avere meno problemi a tavola, può farsi diliscare il pesce sempre dal pescatore o dalla pescheria di fiducia, in modo da avere dei piccoli filetti che cuociono ancora più velocemente e poi a tavola non hai il problema della lisca. Questa è un'altra soluzione oltre a quella che noi stiamo preparando. Pronto a tavola.